Domenica 22 dicembre 2024, a tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio. Oggi giornata consacrata interamente ai gentleman con le finali del trofeo Croce Rossa Italiana, previe batterie ovviamente, e stesso discorso per quanto riguarda il trofeo Gentleman for Life. La prima corsa è la prima batteria del trofeo Croce Rossa Italiana. Contento Joe, Spirit Robbie, Duana Chuck SM, Zirat Jet, Delise Testa Grim, Arta Terme Jet, Rossano, Bimbo di Mille, Chanel DVS. Partiti con la velocità iniziale di Certezza Grim, che in poche battute assume l'iniziativa nei confronti di Contento Joe. Sulla piegata in terza posizione vediamo Spirit Robbie che precede Arta Terme Jet, via via tutti gli altri. Intanto 15,3 per i 200 iniziali, con Certezza Grim che conduce, Contento Joe in scia. Nella posizione, in terza posizione c'è invece il numero 2 Spirit Robbie che precede Arta Terme Jet. Questi quattro all'avanguardia, mentre all'esterno cominciano a farsi avanti alcuni dei concorrenti nelle retrovie, ma intanto continua a guidare tranquillamente Certezza Grim. 47,1 i primi 600 di gara, con la progressione esterna da parte di Rossano. Dopo 800 metri Rossano raggiunge Arta Terme Jet in quarta posizione, 1,2 il passaggio al mezzo miglio, con situazioni tattiche invariate. I primi due sempre avanti a tutti sono Certezza Grim e Contento Joe, avanti a Spirit Robbie, Arta Terme Jet, Rossano, gli altri che non progrediscono. Chilometro in 1,17,1, c'è stata una prima Numero 9, accelerazione. Bimbo di Mille, squalificato. Ora da parte del leader che si mantiene in vantaggio su Contento Joe. A 400 dalla conclusione, terza posizione per Spirit Robbie, poi Arta Terme Jet, non riesce a progredire invece Rossano. Spirit Robbie in terza posizione, intanto Contento Joe sposta all'esterno, va su Certezza Grim all'ingresso in retta d'arrivo, i due nettamente avanti agli avversari. Ultimi 100 metri di gara con Certezza Grim e Contento Joe le prese. Contento Joe insiste nella sua offensiva e nel finale riesce a mettere qualcosa avanti all'avversario. Mentre per il terzo Spirit Robbie precede nettamente Chanel DVS e Arta Terme Jet, 2,6,4 con 1,16,1 di ragguaglio conclusivo, 34 chiuderi. Dovrebbe avercela fatta quindi Matteo Zaccherini con Contento Joe a vincere questa batteria. Andiamo a rivedere le fasi finali. L'impressione è che sul palo Contento Joe stampi letteralmente Certezza Grim, che ha provato a scappare, ma vedete Contento Joe che guadagna terreno gradualmente sul traguardo, riesce a mettere la testa davanti all'avversario. Successo quindi per Contento Joe, Matteo Zaccherini, Mattia Ricci al training, scuderia Limitless.